Il coro Città di Roma. Grazie a tutti. Mio caro, vieni a letto, ancora un quarto d'ora ci rifletto. A letto, ci rifletto. Tu sei così carina sotto la copertina, però sei un poco troppo esigentina. Carina, esigentina. Quando vieni a stare un po' vicino a me, perché altrimenti mi addormento senza te, ma sì, vengo dopo il TG, vengo dopo il TG, e poi mi piazzo lì, ho detto sì, vengo dopo il TG, per stare vicino a te. Tosto dopo il TG, vengo e rimango lì. Tosto dopo il TG. Posso interrompere questa canzone? Continuate. Voglio cantare questa canzone, io che non sono romano, dedicandola a un grande romano che non c'è più. Veramente era un ciociaro, era un mio amico e cantava questa canzone che vorrei che voi cantaste con me, perlomeno nel ritornello. Per fa la vita meno amara, mi sono comprato una chitarra e quando il sole scende e muore mi sento un cuore cantatore, la voce è poca ma intonata, non serve a fare una serenata, ma solamente a fare in maniera di farmi un sogno a prima sera. Tanto per cantare, perché mi sento un ficcicone, tanto per sognare, perché nel petto mi ce naschi un fiore di là, che mi riporti verso il primo amore, che raccontava le canzoni mie e m'arrindono di fare bugie. Vogliamo fare pure la seconda strofa, però la cantate voi il ritornello, Canzoni belle e appassionate, e Roma mia, ma ricordate, cantate solo per dispetto, ma con asmania dentro al petto. Io non ve canto a voce piena, ma tutta l'anima è serena, e quando il cielo si scolora, di me nessuna se innamora. Piano con l'orchestra mi hanno promesso che cantano loro. Che mani morte
adesso voglio ricordare una persona che ho incontrato 40 anni fa là, che mi ha insegnato le canzoni romane di Romolo Balzani, di Alfredo Del Pelo, di tanti che hanno scritto, di Anna Magnani, che cantava Anna Magnani. Poi diventò celebre con una canzone che le avevo insegnato io, che era napoletana. E infatti la chiamarono Zazà. Era Gabriella Ferri. Era la festa di San Gennaro, quanta gente per la via. Con Zazà, compagna mia, me ne andavo a Bassigliano. C'era la banda di Pignataro che suonava il Parsifallo. Il maestro sul piedistallo ci faceva delizia. Nel momento culminante del finale travolgente, mezzo a tutta che la gente si fumava una Zazà. Dove sta Zazà? Oh Madonna mia, come fa Zazà senza Isaia? Paga Zazà che non perduto ai me, che guarda Zazà che m'ha voluta sapere. Chiamala tua, su facciamo presto, chiamala tua, con la canna in testa. Zazà, tutto quanto amma canta. Dove sta Zazà, dove sta Zazà, dove sta Zazà? Zazà, 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 a Gabriella Ferri, questo ricordo della sua Roma. Io non sarò normale, discendo dal canale, ma a me mi piace assai il telegiornale. Canale, telegiornale. E la TV che vizia, il fatto è che mi sfizia sentire fino all'ultima notizia. Mi sfizia la notizia. E allora amore, quando vieni a stare un po' vicino a me, perché altrimenti mi addormento senza te. Ma sì,